Con il fascicolo aperto su Cona, ovvero sulla cooperativa di Padova che gestisce l'accoglienza migranti, dopo il blitz di ieri della Guardia di Finanza con 2 alti funzionari della prefettura, un uomo e una donna, nel mirino della Procura di Venezia, ora sarà da accertare se vi sia stato un guadagno illecito da parte dei soggetti citati, ovvero un'ipotesi di truffa. Così oggi il procuratore capo di Venezia. Stiamo accertando i contatti avuti tra i funzionari e i titolari di Cona, quelli che gestivano Cona, per vedere esattamente quali e in che modo sono stati come dire, tenuti questi contatti. Stiamo valutando le modalità di esecuzione dei contratti che la gestione di Cona ha avuto con lo Stato italiano tramite prefettura. Quindi la valutazione di come è stato applicato quel contratto, se sono stati rispettati tutti gli elementi che dovevano essere rispettati oppure no. Ecco, questa è l'ipotesi di indagine. Indagini avviate da oltre un anno, ovvero avviate dopo la morte della profuga 25enne della Costa d'Avorio a inizio gennaio del 2017. Tutto questo è nato da una serie di segnalazioni della Polizia Giudiziaria e direttamente a questo ufficio che ci ha spinto a fare ad aprire un fascicolo e a fare degli accertamenti. Certamente il discorso della morte della ragazza, che non c'entra assolutamente nulla con questa indagine, è avvenuto all'interno di Cona e quindi come dire, è stato un campanello.